Genova si prepara a ricordare il crollo del Morandi. Alle 11:36 la città si fermerà ad un mese di distanza dalla tragedia nella quale hanno perso la vita 43 persone, diversi momenti previsti per domani. Continua il sostegno delle associazioni dei consumatori per le famiglie sfollate di Genova, previsti anche rimborsi e sostegno economico per le imprese colpite dal crollo. Da lunedì a Chiavari attivo il frazionamento della sosta oraria, 20 minuti 50 centesimi. Operativa anche una nuova applicazione per i telefonini. Il Comune prevede di incassare all'anno 1 milione di euro. Vivere il tempo del Natale in Terra Santa nei luoghi dove è nato Gesù. Lo propone l'ufficio pellegrinaggi della diocesi. Iscrizioni aperte per un viaggio che si svolgerà dal 26 dicembre al 2 gennaio. Avis e FIAB insieme per promuovere la donazione di sangue e uno stile di vita sano. Biciclettata domenica prossima da Chiavari a San Colombano Certenoli che apre la settimana della mobilità sostenibile. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Con domani 14 settembre sarà trascorso esattamente un mese dal crollo del ponte Morandi a Genova, un evento che ha segnato la vita di migliaia di persone senza dimenticare le 43 vittime che quel giorno hanno perso la vita. In loro ricordo e non solo, il capoluogo ligure domani vivrà diversi momenti di commemorazione. Vediamo. Domani a Genova sarà il giorno del ricordo. Ad un mese esatto dal crollo del ponte Morandi la città si fermerà per un minuto alle 11:36, orario esatto in cui il viadotto sul Polcevera si è spezzato trascinando con sé la vita di 43 persone e sconvolgendo quella di centinaia di altri ancora oggi sfollati. Genova ricorda ma non si ferma, va avanti. Sono le parole con le quali il sindaco Marco Bucci ha invitato tutti i cittadini a vivere insieme questo momento. Ciascuno lo farà laddove si troverà allo scoccare del minuto esatto, sia a Genova ma anche nel resto della Liguria. Diversi comuni anche nel Tigullio che terranno le bandiere a mezz'asta e resteranno in silenzio alle 11:36. I rappresentanti delle istituzioni lo faranno al cospetto di quello che resta del viadotto crollato, a poche centinaia di metri dal teatro della tragedia che ha spezzato tante vite incolpevoli e diviso in due una città, ma non solo. Al termine del minuto di silenzio suoneranno le sirene delle navi in porto e le campane di tutte le chiese della città. La giornata di commemorazione continuerà poi il pomeriggio con una cerimonia in Piazza De Ferrari a cui seguirà la celebrazione di una messa in suffragio in San Lorenzo, a cui parteciperà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Intanto, in attesa del decreto governativo per l'emergenza a Genova, ieri sera fa sapere il Presidente della Regione Liguria, c'è stata una lunga telefonata proprio con il Premier Conte. A questo proposito è stato fissato per il 25 di settembre l'incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi. Il giudice per le indagini preliminari Nadia Nutini ha mandato l'avviso ai 20 indagati e alle 145 parti civili. Quello di fine settembre servirà soltanto a consentire le operazioni di rimozione e catalogazione dei detriti e per l'abbattimento dei monconi del viadotto. In un secondo tempo verrà fissato un altro incidente probatorio per stabilire le cause del crollo. Il GIP ha nominato 3 periti. Si tratta del professor Giampaolo Rosati del Politecnico di Milano, il professor Massimo Losa dell'Università di Pisa e il professor Bernard Elsner dell'Ateneo di Zurigo. I 3 docenti sono esperti di tecniche delle costruzioni e durata dei materiali e dovranno capire con esattezza cosa è successo alle 11:36 di quel fatidico 14 agosto. E anche la diocesi di Chiavari si unisce simbolicamente alla memoria del crollo del ponte Morandi di Genova. Secondo la volontà del nostro vescovo, Monsignor Tanasini, domani mattina, dopo il minuto di silenzio delle 11:36, anche le campane delle chiese del Tigullio suoneranno per ricordare le vittime della tragedia. Sarà un momento di preghiera, un segno di vicinanza con la Chiesa genovese. E Genova si prepara dunque a fare memoria del crollo del ponte Morandi. Diamo la linea alla redazione del Cittadino per vedere nel dettaglio i diversi momenti della giornata di domani. Linea Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Ad un mese dal crollo del ponte Morandi, venerdì 14 settembre, Genova vivrà una giornata di ricordo e di preghiera per le 43 vittime. In una conferenza stampa in regione sono stati illustrati i 3 momenti in cui la città si fermerà.
Alle ore 11:36, orario del crollo, ci sarà la commemorazione delle vittime a Ponte Morandi alla presenza del sindaco Marco Bucci, del presidente della regione Giovanni Toti e del vescovo ausiliare Monsignor Nicolò Anselmi. Le campane in tutte le chiese della diocesi suoneranno a lutto e suoneranno le sirene delle navi e dei mezzi pubblici. La città intera osserverà un minuto di silenzio. Nel pomeriggio, alle ore 17:30, in piazza De Ferrari, un momento pubblico di ricordo e commemorazione, racconti e testimonianze su Ponte Morandi alla presenza delle autorità civili e religiose. Alle ore 19 in cattedrale Monsignor Nicolò Anselmi presiede la Santa Messa di Tregesima in memoria delle vittime, concelebrata dai sacerdoti dell'Arcidiocesi. La funzione sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Intanto proseguono i tavoli di lavoro per affrontare la ricostruzione. Genova attende provvedimenti urgenti. Nel giorno del ricordo, inoltre, grazie all'installazione di sensori, inizierà verosimilmente il monitoraggio di 2 tronconi del ponte rimasti in piedi. Questo permetterà agli sfollati di poter accedere alle proprie case per almeno qualche ora e recuperare, per quanto possibile, gli effetti personali prima che gli edifici vengano abbattuti. Continueremo a darvi aggiornamenti su questa vicenda sulle pagine del Cittadino e sui nostri siti internet. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci da Genova. Bene, torniamo in studio. La Santa Messa in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 3 al canale 115 del vostro telecomando. Ed è un mese esatto dal crollo del ponte, continuano le iniziative a favore delle famiglie sfollate. Sostegno e aiuto concreto all'obiettivo dell'associazione Lega Consumatori Liguria, che ha deciso, grazie a un altro numero di volontari, di offrire informazioni e risposte puntuali a tutti gli utenti presso i propri sportelli presenti in tutta la regione e in particolare a Chiavari in Corso Assarotti 2. Sentiamo. In che cosa consiste la vostra azione? Allora, il nostro tentativo per aiutare Genova e i fatti accaduti con questa grave tragedia sono quelli di dare un'informativa piena. Tutti i nostri volontari e sportelli sono a servizio ovviamente gratuitamente per risolvere le problematiche, le burocrazie, dare un orientamento, indicare anche ai soggetti dove si possono muovere, perché per fortuna già ci sono stati i primi atti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società private per venire incontro al problema che hanno avuto gli sfollati e le vittime. Su quali punti si snoda la vostra azione principalmente? Tanto il sostegno alle famiglie. Ci sarà una problematica che si aprirà per gli indennizi, ma la prima cosa che vogliamo dire alle persone è che chi aveva un mutuo, ad esempio, può, grazie a una legge, agli accordi che sono intervenuti con l'associazione dei consumatori, ottenerne la sospensione. Abbiamo visto Carige che l'ha immediatamente messa in opera, abbiamo visto ad esempio anche Banca Intesa che addirittura azzererà per tutto il periodo dell'emergenza le rate e quindi questo è un bel aiuto. Poi ci sono i contributi per chi non ha ricevuto l'alloggio, sono stati deliberati dal Consiglio del Ministro, che varieranno a seconda del nucleo familiare tra 400 e 900 euro. E per chi in famiglia aveva una persona con un portatore di handicap con un grado superiore al 67%, ci sarà un incentivo in più di 200 euro mensili. Inoltre, per quanto riguarda poi le utenze, ci stiamo battendo, alcuni sono già intervenuti per ottenere la sospensione dei costi, ad esempio Fastweb l'abbiamo visto che ha bloccato e rimborserà, sospendendo, stornando oppure magari offrendo delle soluzioni alternative. Queste sono informazioni necessarie alle persone in un momento di difficoltà. Ad oggi sono 243 nuclei familiari sfollati dopo il crollo del Ponte Morandi che hanno aderito alle proposte di Comune e Regione di ottenere una casa di proprietà pubblica o di beneficiare del contributo per l'autonoma collocazione. 141 nuclei hanno scelto per l'autonoma sistemazione, pertanto riceveranno un contributo che potrà arrivare fino a 900 euro in base alla composizione del nucleo familiare e 102 nuclei invece hanno optato per un alloggio pubblico. Restano solo 15 nuclei familiari che non hanno ancora preso una decisione. Buona parte degli alloggi sono già stati consegnati, altri sono in corso di ristrutturazione.
Non solo utenti e famiglie, anche le imprese coinvolte dal crollo del ponte possono accedere a diversi strumenti per il sostegno economico e il rimborso dei danni subiti. È il tema del nostro sportello Economia del giovedì. Lo vediamo insieme. Sigla. È stato pubblicato il modulo per la richiesta dei danni diretti e indiretti per le imprese colpite dal crollo del ponte Morandi. C'è tempo fino al 1° ottobre per presentare la modulistica. Già attivo anche il numero verde imprese 800 68 11 21. È possibile presentare la segnalazione con 2 distinte modalità: attraverso modello cartaceo trasmesso alla Camera di Commercio tramite consegna a mano agli sportelli camerali predisposti, o in via telematica attraverso la piattaforma web Telemaco. La segnalazione deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o, qualora quest'ultimo ne sia sprovvisto, di un soggetto delegato. L'impresa potrà segnalare danni a beni immobili, fabbricati, macchinari, attrezzature, veicoli, arredi e ancora danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte e spese tecniche, danni correlati all'interruzione dell'attività e infine danni indiretti subiti dalle attività economiche che non hanno interrotto l'attività. Focus detrazioni. Le spese sostenute nel 2019 per l'abbonamento a metropolitana, trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi 2019. La legge di bilancio 2018 infatti ha introdotto una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, su un costo massimo anno di €250, sia per le spese affrontate dal contribuente che per quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico. Per le detrazioni dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento. Sulla base delle recenti verifiche effettuate a seguito delle segnalazioni del Comune non risultano anomalie che possano inficiare la tenuta statica dei piloni autostradali che sorgono sul territorio del Comune di Sestri Levante. Autostrade per l'Italia e Salta hanno risposto così alle diverse segnalazioni e richieste di informazioni in relazione allo stato dei piloni autostradali del viadotto di Valle Ragone e sul torrente Petronio. Entrambe le società hanno dichiarato di effettuare costanti verifiche sui 2 viadotti e hanno confermato che sono stati ravvisati alcuni ammaloramenti superficiali che restano monitorati per controllare l'evoluzione nel tempo e che sono inseriti nei programmi di intervento di manutenzione elaborati dalla società. In particolare Salte precisa nella sua comunicazione che al termine dei lavori di installazione delle barriere fonoassorbenti cominciati inizio settimana, la società provvederà alla manutenzione ordinaria dei piloni con ripristino del calcestruzzo copriferro. Saranno operative da lunedì prossimo a Chiavari le novità per la sosta a pagamento. Con il passaggio della gestione da APCOA a Marina Chiavari scatta la possibilità di pagare anche le frazioni orarie attraverso i nuovi parcometri. Sarà attiva anche una nuova applicazione per il cellulare. Per il Comune si prevede un incasso annuo di €1 milione che servirà per finanziare la navetta gratuita cittadina e l'abbassamento dell'aliquota IRPEF. Vediamo. Tutto pronto e dopo 20 anni di gestione privata di parcheggi il Comune ha deciso di gestirla in proprio attraverso Marina Chiavari. Quali le novità? Le novità sono che avevamo promesso il frazionamento e così è. E mi spiego meglio, 50 centesimi ogni 20 minuti, in modo che non siamo andati a toccare la tariffa precedente, però abbiamo frazionato. Così anche chi vorrà stare meno nel parcheggio pagherà meno. Nuovi parcometri di ultima generazione con la possibilità anche di resto di pagare con banconote. Sì, anche questa è una novità rispetto a prima. I nuovi parcometri danno il resto e accettano anche banconote in cartacee e inoltre si potrà pagare all'istante anche la multa. Speriamo che nessuno prenda la multa, però abbiamo la possibilità, schiacciando un apposito pulsante, si pagherà immediatamente la multa e in più ci saranno le varie app che dal telefonino si potrà pagare la sosta e magari uno che si potrae in più dove è a fare commissioni col suo telefonino digiterà un codice e pagherà, diciamo,
il costo aggiuntivo senza prendere nessuna multa. I cittadini il vantaggio è che pagandosi il parcheggio tutti gli utili e gli introiti vengono riutilizzati sulla città. Si ritiene che ci sia più di 1 milione di euro di plusvalenza, uno legato al fatto che questo sistema non paga l'IVA, ciò ci consentirà di migliorare la viabilità. Innanzitutto finanziamo gratuitamente la linea C, che è una linea urbana che circola in città, quindi è un sistema di parcheggi e di trasporto che consente di mettere insieme la sosta con la circolazione, e col 1 milione in più miglioreremo le strade e libereremo risorse che verranno utilizzate per abbassare le tasse. Non abbiamo levato occupazione perché gli stessi occupati che erano con APCOA, circa 10 persone sono state, non loro stessi, ma è stata fatta una gara, ci sono 10 persone riassunte a Marina Chiavari. Approvato dalla Giunta regionale il bando 2018 per i contributi alle unioni di comuni. Il provvedimento mette a disposizione complessivamente circa 412.000 euro per il sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi per l'Unione dei Comuni, costituite entro il 31 luglio 2017. Tuttora attive, e alle spese di avviamento per le unioni costituite dal 1 settembre 2017 alla data del 31 agosto 2018. La domanda di contributo dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, protocollo@pec.regione.liguria.it, entra inoltre il 30 ottobre 2018. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Unione dei Comuni. Vivere il tempo del Natale in Terra Santa è quello che propone per la fine dell'anno l'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari. Dal 26 di dicembre al 2 gennaio sarà possibile trascorrere il periodo natalizio proprio nei luoghi della nascita di Gesù. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 di settembre, si ricevono il martedì e il giovedì con orario 10:30 e 12 negli uffici della Curia Vescovile a Chiavari o contattando direttamente Don Fabio Mazzino, responsabile dell'Ufficio Pellegrinaggi. Lo abbiamo intervistato, ascoltiamolo. L'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi dà la possibilità di vivere un Natale, questo molto particolare, proprio nei luoghi della nascita di Gesù. Sì, i pellegrinaggi diocesani ritornano con questa, penso, bellissima occasione, cioè celebrare il mistero dell'incarnazione esattamente nel periodo, nel tempo in cui si celebra il Natale di Gesù nei luoghi dell'incarnazione. E quindi con una collaborazione da parte della terra, dei profumi, delle persone, che credo che non sia banale. In che date si svolgerà questo pellegrinaggio interessante? Partiremo subito il giorno di Santo Stefano, il 26, per far rientro 8 giorni dopo, il 2 di gennaio. Finalmente diamo l'occasione, la possibilità a coloro che sono coinvolti nel mondo della scuola, i ragazzi, i genitori, i professori, ecco. Quindi anche proprio una fetta giovanile, con delle occasioni ad hoc proprio per loro. Perché un pellegrinaggio in Terra Santa nel periodo del Natale? Certamente noi andiamo con un obiettivo dichiarato, e cioè crescere nella nostra fede e quindi ritrovare quella freschezza, quella nudità che soltanto la Terra Santa ci può regalare a piene mani. Anzitutto grazie al silenzio. Diamo anche un bello spazio, un bel tempo di meditazione e di silenzio nel deserto di Giuda, oppure il momento così colmo di tenerezza e anche destabilizzante che è la grotta di Nazareth, oppure la condivisione con comunità cristiane presenti e non da ultime, anzi le nostre Giannelline. Oppure, dico ancora questa, tra le altre, il toccare con mano la pietra del sepolcro di Gesù. Non sono soltanto emozioni superficiali, ma davvero sono capaci di penetrare e dare valore al nostro cammino di fede. Si aprono questa sera alle 21 col triduo solenne e festeggiamenti in occasione del Santo Cristo nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Proseguiranno poi domani pomeriggio alle 17 con l'offerta dei fiori dei bambini al Santo Cristo e la merenda sotto il pronao. Sabato alle 21 saranno celebrati i primi vespri solenni e la benedizione eucaristica. Alle ore 22:30 è in programma lo spettacolo pirotecnico offerto dagli operatori turistici e dai ristoranti.
ristoratori. Infine domenica alle 11 il vescovo Monsignor Tanasini celebrerà la Santa Messa e alle 21 si terranno i secondi vespri. Durante tutta la giornata di domenica ci sarà la prima edizione della Fiera del Santo Cristo sul lungomare e in piazza Matteotti. Celebrazioni per la festa nella parrocchia di Santa Croce a Moneglia, si inizia domani, venerdì 14 settembre alle 8 con le lodi del mattino, alle 11 Santa Messa solenne celebrata dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi, nel pomeriggio il canto del Vespro alle 17:30, la serata inizierà alle 21:30 con la processione solenne presieduta da Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. A seguire il concerto bandistico e lo spettacolo pirotecnico sul lungomare. E ora passiamo alla cronaca. Questo pomeriggio a Chiavari, intorno alle 17:40, un uomo alla guida della propria moto è caduto dopo aver perso il controllo del mezzo in Viale Casman. L'uomo sulla quarantina era cosciente nonostante un forte dolore alla schiena e una ridotta sensibilità agli arti inferiori. È stato trasportato in codice rosso a Cogorno e da lì l'elisoccorso lo ha condotto al San Martino di Genova. Un uomo di 30 anni è stato denunciato per violazione delle norme di immigrazione dai carabinieri di Sesti Levante. L'uomo è stato rintracciato presso la stazione di Moneglia. Il trentenne di nazionalità argentina era stato oggetto di un decreto di espulsione emesso dal questore di Novara. Attività di controllo straordinaria nell'area del Golfo del Tigullio e Golfo Paradiso da parte dei carabinieri di Santa Margherita Ligure in collaborazione col nucleo cinofilo di Albenga. Le pattuglie hanno svolto controlli alla circolazione stradale e ai locali pubblici impiegando 16 militari e 10 mezzi. Sono stati denunciate 8 persone, alla guida in stato di ebbrezza, sequestrati 10 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana. Torna a Chiavari la biciclettata Metti in circolo il tuo cuore, promossa da circa 30 anni da Avis e quest'anno per la prima volta in collaborazione col FIAB, con lo scopo di promuovere e sensibilizzare i cittadini sulla salute e sull'importanza della donazione del sangue. L'appuntamento è domenica 16 alle 8:30 in piazza Gagliardo, la piazza dei pescatori a Chiavari. Stiamo collaborando perché promuoviamo entrambi la stessa cosa, cioè la salute. Noi tramite la biciclettata, perché il primo requisito per essere donatori di sangue è essere in buona salute. Vi aspettiamo numerosi perché per noi è un evento molto importante, come dicevamo promuove la salute e porterà tutta la gente, la popolazione a conoscenza della donazione di sangue. Quanto è importante donare sangue e perché? Il sangue è importante perché non si fabbrica in laboratorio, non si può attualmente produrre, non si può comprare in farmacia, quindi bisogna donarlo. Il 5% della popolazione dona sangue e sostiene il fabbisogno di sangue del 100% della popolazione, questo mi sembra un dato molto importante. Quest'estate c'è stata la tragedia del Ponte Morandi e quindi tante persone sono accorse a donare il sangue, ci hanno chiesto, si sono rivolti a noi per sapere le modalità per farlo. Ben venga la donazione di sangue, siamo molto felici che i nostri donatori siano attenti anche a queste esigenze, però vi vorrei dire che la cosa migliore per sostenere il sistema trasfusionale italiano in tutte le sue necessità, comprese le emergenze, è di andare a donare il sangue regolarmente. Abbiamo scelto di partecipare e sostenere l'Avis perché assolutamente condividiamo le loro finalità e ci è parso bello, visto che loro appunto da anni fanno questa biciclettata alla quale abbiamo partecipato numerosi anche nel passato, sostenerla e collaborare in prima persona perché vorremmo presentare anche un nostro progetto FIAB, Bici e Salute, proprio per promuovere stili di vita salutari e attività fisiche moderate in bicicletta per pazienti che hanno bisogno di fare movimento. Andare in bicicletta fa bene alla salute, appunto con la biciclettata di domenica 16 lo sosteniamo, fa bene all'ambiente e diminuisce la possibilità di incidenti se aumentano i ciclisti. È partito oggi per Santa Cruz in California Luca Ciottoli, consigliere comunale di Sesti Levante, in occasione dei progetti di scambio e conoscenza tra Sestri e la comunità statunitense. Gemellata.
L'obiettivo è quello di rinsaldare i rapporti con una città che ha accolto moltissimi cittadini sestresi, in particolare di Riva Trigoso, i quali hanno formato una vera e propria colonia in città e anche hanno fatto fortuna, soprattutto nel settore della pesca e della ristorazione. Ciottoli sarà ospitato da famiglie del posto, avrà occasione di conoscere la realtà della comunità rivana e sestrese che vive proprio in quei posti. Ad accompagnarlo un baule contenente una serie di oggetti che rappresentano Sesti Levante, la sua storia, tra cui l'olio d'oliva, 4 litografie, una serie di libri e alcune videolettere in cui i cittadini di Sestri e Riva mandano messaggi ai loro parenti o amici californiani. E torna domani e sabato in tutti e 7 gli ipermercati di Coop Liguria e nei 21 supermercati della rete Dona la Spesa la raccolta di materiale didattico ai fini solidali sul modello della colletta alimentare. In collaborazione con i volontari di diverse associazioni di volontariato all'uscita dei negozi non saranno raccolti generi di prima necessità ma articoli vari di cancelleria, matite, penne, quaderni che serviranno per confezionare kit didattici da destinare alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa si svolgerà in contemporanea in tutta Italia. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Vediamola. Appuntamenti in agenda per venerdì 14 settembre. Alle 16, al Castello di Santa Margherita Ligure, verrà inaugurata la mostra collettiva L'opposto nell'arte, nel mondo, nella vita, presentata dal club Le Arti si incontrano. A Sestri Levante sarà allestito il mercatino della creatività, Le mani come strumenti, dalle 16 in piazza Bo. Incontro nella sede di YLab a Chiavari di Via Gagliardo alle 17:30 con il giornalista e scrittore Michael Frank, che presenterà il suo libro I formidabili Frank. Rapallo sopra le righe, la serie di incontri che spiega la logica dei percorsi colorati per le vie del centro, in piazza Venezia Rapallo alle 18:30. E infine, alle 21, al Cinema Mignon di Chiavari, si terrà la presentazione di Cima Prod, neonata casa di produzioni cinematografiche chiavarese. L'ingresso è libero, sino ad esaurimento posti. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Prossimo appuntamento, come sempre, domani 12:45 col TG13. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.